Amici bellini, buongiorno, buonasera nel caso vostro. Dobbiamo fare un pochino di aggiornamenti di calciomercato perché stanno uscendo i nomi nuovi, come al solito, e parlare un pochino di questa classifica molto corta che ci dà anche qualche speranza in vista della qualificazione per la Champions. Cominciamo! Senza urlare, è giusto, senza urlare. Benvenuto o benvenuta Josi Cincotti, io poi non so Josi che nome è, comunque benvenuti a tutti i nuovi iscritti, stiamo volando, il Napoli non vola onestamente, però cammina, i 3 punti ci danno una serenità incredibile, soprattutto in vista di quelle che sono la classifica e gli inciampi delle altre squadre, alcune prevedibili, alcune meno. Andiamo a vederlo, lasciate un like per questa classifica, la possiamo vedere subito spostandoci con un'analisi tattica. Questa è la classifica al momento, ovviamente parziale, adesso ne facciamo questo recap per una questione di esigenza di giorni, insomma, perché noi ci stiamo avvicinando alla Supercoppa ed è troppo importante parlare di quella roba là, quindi non posso aspettare la partita di oggi che ci riguarda moltissimo perché Atalanta-Frosinone e quella che poi ci sarà domani, quindi proprio spezzatinissimo, con la Juventus che deve affrontare il Sassuolo. Ci interessa di meno onestamente Juventus-Sassuolo, ma guardiamo la classifica insieme con l'Inter che insomma si allontana sempre di più e mantiene quel passo Napoli che avevamo avuto l'anno scorso con ben 51 punti. Quello che è da sottolineare è l'unica sconfitta, questo è il passo della squadra che si avvia a vincere lo scudetto, una sconfitta, quindi pochissimi errori. 51 punti per l'Inter, aspettando la Juventus che di solito risponde sempre, per la quale, e anche il Milan con la vittoria sulla Roma che ci interessa tanto, stacca completamente il quarto posto. In questo momento è occupato dalla Fiorentina che ha mosso un pochino la classifica, ma adesso lo andiamo a vedere. È interessante secondo me vedere il confronto per fare un pochino di previsioni e di proiezioni, il confronto con l'anno scorso in questo momento, cioè alla 20ª giornata l'anno scorso la Serie A portava ovviamente il Napoli a 53, quindi 2 punti più dell'Inter di oggi, ma la seconda non era vicino come lo è la Juve che è un po' più vicino adesso con una partita in meno. La seconda era l'Inter con 40 punti, quindi già 13 punti dietro, e con una sconfitta il Napoli si avviava ovviamente a vincere lo scudetto, mentre già la seconda aveva 6 sconfitte l'Inter l'anno scorso. Una cosa incredibile, nonostante le 6 sconfitte l'Inter era la seconda e a seguire c'erano Lazio e Atalanta, quindi guardate come terza e quarta erano abbastanza vicine alla seconda, quindi equilibrio verso l'alto, e poi attaccate avevamo il Milan e la Roma. Ricordiamo sempre l'anomalia di una Juventus con i 10 punti di penalizzazione, quindi la devi immaginare sempre a 38, ecco perché la Juventus avrebbe dovuto essere tra le prime 4 a danno del Milan nella classifica finale, quindi ricordiamoci sempre questa anomalia quando facciamo i confronti. Però come vedete dal quarto posto che ci interessa quest'anno 38, 38, 37 e poi un bello stacco al settimo posto a 29. Quest'anno invece quarto posto 34, 33, 32, 31, 30 e 29. Consideriamo anche il Torino, anche se non dovremmo secondo me. Insomma, in questi 4 punti, ora aspettando l'Atalanta che potrebbe scavalcarci o appianarsi a noi, bene aver vinto contro l'Atalanta con lo scontro diretto. Insomma, fa notizia che un Napoli disastrato in questo momento è veramente vicino, e quando io vi dico il problema non sono i punti ma sono il numero di squadre, e ve lo spiega proprio la classifica, perché vedi cade il Bologna come era preventivabile, che non sono abituati a mantenere questa classifica, e quindi ti avvicini, rosicchi 3 punti e ti avvicini al Bologna. La Fiorentina 1 punto lo fa, gli hai rosicchiato 2 punti, però purtroppo ha vinto la Lazio e quindi vincendo la Lazio ti riscavalca e si mette lì. E là attenzione alla Lazio, perché noi dobbiamo sempre considerare quello che come si finisce, poi così si continua in teoria, cosa che non ha fatto il Napoli, però la Lazio sta lì. E adesso vediamo questi impegni delle squadre che sono impegnate in Supercoppa, perché ci sarà ovviamente la Lazio con l'Inter e il Napoli con la Fiorentina che si sfideranno. Dobbiamo parlare anche del report dell'allenamento, perché si è fermato Deb e non c'è...
non c'è dubbio. E su questo poi dobbiamo affrontare il discorso del mercato, perché con questa classifica e con una Supercoppa da fare ti dovevi muovere prima. Ma andiamo a vedere un attimo velocemente quelli che sono stati i max XG e il minimo XG della giornata. Ovviamente è parziale, ma a meno che l'Atalanta non faccia un exploit, o anche la stessa Juventus che quest'anno qualche XG alto lo ha fatto, penso proprio che il max XG vada all'Inter con questo 4,73. Insomma, giustificano assolutamente quelli che sono i 5 gol fatti al Monza, un Inter schiacciasassi. E il minimo XG, sempre che non si faccia peggio Atalanta-Frosinone e Juventus-Sassuolo, lo diamo alla Salernitana con 0,15. Salernitana che fa pure un gol a noi, però ci concediamo pochissimo, e quindi Salernitana 0,15 è il minimo XG. E insomma, abbiamo visto Genoa e Torino si annullano, il Verona vince con l'Empoli, e qua ovviamente tutti mi stanno scrivendo in privato la cura Andreazzoli non ha funzionato, nonostante sia un allenatore in gamba, un allenatore esperto, non ha funzionato questa volta con l'Empoli, e infatti adesso si parla di Nicola. Si parla di un altro avvicendamento in panchina, e in questa partita il gol decisivo lo segna Ngonge, che era stato un nome accostato al Napoli, probabilmente anche per spronare il Napoli magari a offrire a Politano un rinnovo di contratto. Quindi ragioniamo sempre sui procuratori quando escono certi nomi, e quindi Ngonge decisivo, e si parla di rinnovo per Politano proprio in Arabia. Poi se lo devi vendere in Arabia lascialo là, però il Napoli non ha la forza, la velocità di sostituire i giocatori che va a vendere, perché lo stiamo vedendo. Elmas l'hai salutato a dicembre e ancora stiamo aspettando. Domani si parla di visite mediche che dovranno essere approfondite per quanto riguarda Traoré, perché viene da una serie infinita di problematiche, e quindi non stai mettendo a segno il secondo colpo in entrata dopo Mazzocchi, però stai prendendo uno che non è pronto, che deve lavorare, e che puoi mettere, puoi rischiare, puoi sperare che si faccia trovare pronto, però non hai preso a uno che lo prendi e lo metti subito in campo perché ha continuità, è stato di forma. Questo permettetemi di dirlo. Quindi un altro bel rischio, è una Supercoppa da fare con gli uomini non contati, contatissimi. Monza Inter neanche a parlarne, insomma. Lautaro Martinez un'altra doppietta per Cianaloglu, segna ancora Marcos Thuram, segna il mio Pessina, ma non l'avevo messo al fantacalcio, male anche al fantacalcio, c'ho troppi giocatori che stanno in Coppa d'Africa. E la Lazio che ci scavalca con un gol di Felipe Anderson di cortomuso, con appena 2 tiri in porta, batte il Lecce e si porta quinta in classifica. Questo è l'upset, insomma, di giornata, il gol di Petagnone, e il Bologna che ha perso un pochino lo stato di forma che aveva finora. Vedete, nelle ultime partite sconfitta, pareggio, sconfitta e poi le 2 vittorie. E sempre parlando di stato di forma, si vede come il Napoli è proprio altalenante, quello è il problema. A noi servono le vittorie di continuità, e la continuità è quello che sta dimostrando proprio la Lazio con 4 vittorie consecutive. Questo è il filotto che poi ti porta, una Lazio che aveva cominciato malissimo, molto peggio di noi, e invece poi il filotto ti porta ad avvicinarti alle zone alte della classifica, e questo che poi fa la differenza sul lungo. Mentre vedete l'Atalanta anche abbastanza altalenante, come altalenante è la Roma, e lo stato di forma della Fiorentina è tutto da calcolare e da considerare, visto che con l'Udinese in casa non vanno oltre il 2-2 recuperato nel finale con il rigore di Inzola. Samardžić ha giocato da titolare nell'Udinese, perché noi stiamo ancora aspettando Samardžić, ovviamente, il grande mercato che ci aveva promesso ADL. Balle, ancora una volta balle. E adesso facciamo anche il recap di tutti i nomi che sono usciti, perché le operazioni, si parla sempre di più di prestiti, di operazioni praticamente a costo zero, il che è un discorso anche logico se non sai, ed è vero che non sai, che fine farai quest'anno e che tipo di allenatore ti potrai permettere l'anno prossimo. È logico pensare che il Napoli stia prendendo dei giocatori che puoi decidere di confermare se ti hanno convinto e se convinceranno il nuovo allenatore, oppure lasciare andare nel caso non abbiano funzionato. Però questi giocatori li dovevi già avere pronti, perché li abbiamo visto la situazione degli infortunati, e adesso vedremo anche il report dell'allenamento. Il Milan batte la Roma 3-1 senza appello, bellissimo il gol di Teo Hernandez onestamente, e quindi aspettiamo l'Atalanta che purtroppo potrebbe risuperarci, e la Juventus col Sassuolo. Il report dell'allenamento con un Mazzarri con un drip senza precedenti.
precedenti, primo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh, si prepara la semifinale, eccetera eccetera. La squadra si è allenata, gruppo impegnato, possesso palla, sedute partitine 7 contro 7, il Dream Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra e poi è uscito per un risentimento. Ora si è passati dal affaticamento muscolare di Zielinski, l'affaticamento, a un risentimento, si è risentito, si è offeso, praticamente si è offeso a livello muscolare Demme, ma siamo nella logica, ragazzi. Se tu un giocatore non lo fai giocare mai e lo tieni così e adesso ti serve perché ti servirebbe come il pane uno come Demme, e invece evidentemente lo sforzo senza aver giocato mai, improvvisamente dai tutto e ti ha anche portato 3 punti questa cosa, evidentemente ci paghi il conto, e quindi il risentimento, che immagino sia muscolare. Ora abbiamo ancora 3 giorni per recuperare, quindi immaginiamo, speriamo che possiamo recuperare Zielinski, possiamo recuperare anche Demme. Credo non riusciremo a recuperare Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo, quindi ci siamo verso il recupero anche di Olivera, però secondo me ci vorrà un po' di tempo. E ritornano i sorrisi, li vedete i sorrisi, che non sono a Castelvolturno ma sono in Arabia. E insomma, facendo un recap delle situazioni anche di mercato, abbiamo notizie di visite mediche domani per Traoré, e dobbiamo fare una considerazione per le altre trattative che stanno uscendo. Ho visto una fotografia, Meluso dovrebbe stare con la squadra in Arabia, come ADL, perché lo abbiamo visto stringere le mani a vari sceicchi e tutti quanti, oh logo sta vendendo. È chiaro che si dice così, però questo ti fa riflettere, perché se il Napoli sta continuando a fare mercato, chi lo sta facendo il mercato? L'unica risposta che vi posso dare è Micheli, che dovrebbe essere capo scouting, non dovrebbe essere direttore sportivo, ma lo potrebbe fare Micheli, potrebbe stare lui a telefono ci possono stare anche ADL e Meluso dalla rabbia, però poi gli incontri, quelli che si fanno vis-à-vis, quelli che poi ti portano a chiudere le trattative e a firmare, li devi fare dal vivo, soprattutto se non hai dei rapporti pregressi con le squadre con cui stai trattando. Quindi Micheli, e poi potere di firma Chiavelli, evidentemente sono queste le deleghe che stai pensando, a meno che il Napoli non faccia trattative direttamente in Arabia con le 3 squadre che sono lì. Ora non sentiamo interessamenti di nomi per l'Inter, non stiamo sentendo interessamenti di nome per la Lazio, però continua a insistere il nome di Barak, e questo potrebbe essere il nome che il Napoli ha scelto in sostituzione, perché io continuo a dire che Traoré non sostituisce Elmas, non lo so, aspettiamolo, vediamo, e magari si adatta, perché i giocatori possono anche cambiare ruolo con la voglia di fare, si adattano, come lo stesso Elmas ha fatto nella sua avventura a Napoli. Però vista la fisicità, viste le caratteristiche, serviva qualcosa di diverso, e Barak assomiglia un pochino di più a quel profilo lì. Barak che poi va ad occupare anche la casella che idealmente era stata occupata da Samardžić in questo gennaio, dove il Napoli Samardžić, e adesso sono sparite queste voci su Samardžić e quindi stiamo ancora aspettando. Quindi il Napoli in Arabia, mentre devono giocare una semifinale di Supercoppa, potrebbero poi i dirigenti parlare del cartellino di Barak, che è un giocatore che a me piaceva tanto, onestamente, che però sono un paio d'anni che gioca poco, che non trova spazio, e quindi anche lui va valutato fisicamente. Se hai 90 minuti nelle gambe va recuperato assolutamente. Quindi come vedete, il colpo che è stato piazzato da Napoli, Mazzocchi, viene subito sostituito da Zanoli, che va proprio alla Salernità, quindi via uno dentro uno, come nella logica del Napoli, e lo sappiamo. Però il via Elmas dentro nessuno, adesso sta entrando Traoré a livello numerico, e ci siamo. Dopodiché gli altri nomi che si sono fatti sono Teate, il difensore adesso in forza al Rennes, che conosce molto bene il campionato italiano per aver giocato nel Bologna. Teate a me impressionò parecchio, ha la famosa cazzata incorporata come tipo di difensore. È un difensore che però ruba l'occhio anche un po' per la sua estetica, questi capelli insomma lunghi, ricci, che volano. Piace onestamente. 1,85, se ci fidiamo sempre delle altezze, perché la polemica con Traoré va avanti, ma abbiamo visto fotografie in comparazione con Raspadori. Traoré è Picceril, non c'è dubbio. Però 23enne belga che sta giocando in questo momento al Rennes. Si parla anche qui però di prestito, e non lo capirei, perché comunque ha fatto 15 partite,
partite, l'80% dei minuti, l'83% delle volte era titolare, 4% nella partecipazione dei gol, cioè non capirei perché il Rennes se l'ha da Loa, però vabbè. Già ci fanno sapere che in realtà il Napoli chiama e nessuno risponde. Onestamente, come vedete, sovraimpressione, senza risposta, chiamata senza risposta. Di conseguenza, quando poi escono altri nomi, come per esempio Cialobà, anche lì nome fatto, ma non è detto che si va a scavare nei giocatori che magari sono interessanti perché stanno in squadre grosse, magari trovano poco spazio e tu speri che magari vogliono venirsi a giocare una chance da noi. Vabbè, è una speranza. Intanto siamo al 15 gennaio e stiamo ancora vivendo di speranze, e con una classifica che dare anche qualche chance di salvare la stagione adesso, perché lo stai vedendo come i giocatori anche magari utilizzati di meno ti stanno dando qualcosa in più. Il Napoli dovrebbe prendere spunto dalla partita con la Salernitana. Guarda Zerbin, che impatto che ha giocato di meno, non è esagerato, ma ha giocato di meno, che impatto che ha avuto. Guarda Demme, che impatto che ha avuto. Lo stesso Raspadori, quello che è entrato dalla panchina, alla fine è quello che mette quel cross, quindi la panchina è stata tutta impattante, e potrebbero dare un valore in più quelli che entrano e subentrano rispetto ai soliti 11 che a volte vanno in difficoltà. Il Napoli adesso si va a giocare una Supercoppa, un dentro o fuori con grandi defezioni. Si è parlato di Mangala, non si è parlato più di Mangala. L'ultimo nome che è uscito è Popovic, che dovrebbe essere questo giocatore di grande talento. Lo vedete, 1,93 m, serbo, quindi dal serbo passiamo ai giocatori. Che cosa ha il Napoli in serbo? Abbiamo visto i tentativi che poi non vanno a buon fine, però anche su questo giocatore si era parlato, del Milan pronto ad affrontare, e poi qualcosa non funziona, perché sempre roba di commissioni probabilmente, e tu ti stai andando ad infognare un'altra volta a perdere tempo con dei giocatori che non hanno chiuso con grandi squadre. Questo qua lo cerca pure il Bayern di Monaco. Non andare a perdere tempo con queste cose qua, dobbiamo fare delle operazioni adesso, subito, fatti. Quindi ben venga, sentite quello che vi dico, ben venga Barak, chiudiamolo subito. E per il secondo tempo, come dicevano gli amici bellini abbonati, si toglie la maglietta e poi gioca con noi il secondo tempo, perché veramente abbiamo una possibilità unica di salvare la stagione e dare semplicemente valore a quello che ci aveva detto il presidente. Adesso faremo il mercato per recuperare il tempo perduto. Il tempo sta passando e il mercato non si sblocca. Hai preso Mazzocchi, hai venduto Zanoli, hai venduto Elmas, stai per prendere Traoré, tutto da verificare. E poi manca ancora un nome importante in difesa, manca sicuramente un altro centrocampista, e si sta avverando quello che qualcuno aveva detto. Tornerà prima Anghissà e poi il suo sostituto che doveva venire dal mercato. Poi qualcuno mi potrà dire: ma il Napoli può anche puntare su Lindstrom. Certo, parlatene con Mazzarri e convincetelo, perché la riflessione è sempre questa: come Lobotka fu poi il faro di Spalletti, ma venne messo in campo perché ci fu l'infortunio di Demme, come Demme è stato decisivo ma è stato messo in campo perché c'è stato l'infortunio di Cajuste. Adesso magari, se c'è anche l'infortunio di Demme, se Zielinski non ha recuperato e non ci sta con la testa, potrebbe essere il momento di mettere Lindstrom un pochino più centrale in un centrocampo. E magari se il ragazzo sfrutta l'occasione, perché alle volte il calcio è così, tu pensa a un Mertens che dopo che Sarria provò Gabbiadini in tutti i modi e non funzionò, arrivò il momento suo per estrema disperazione e la sfruttò alla grande, svoltando la sua carriera. Potrebbe essere questo il destino di Lindstrom, e potremmo vedere finalmente un ragazzo che tutti ne parlano benissimo, grande talento, aveva fatto vedere bellissime cose, ma con il Napoli ancora non ha fatto vedere niente. Un po' sicuramente per suoi demeriti, perché quello che abbiamo visto in campo lascia ancora un po' a desiderare, e un po' perché nessuno ci ha puntato e nessuno ha avuto il coraggio di metterlo in gioco, perché gli devi dare un po' di spazio. Quindi questa è la situazione, ci affidiamo un po' al caso e un po' alla speranza, e questa classifica corta ti deve portare a essere anche un po' incosciente e pensare che le sorelline pure stentano parecchio. Sono tante, però una alla volta. Se tu fai un percorso tipo quello della Lazio che ha fatto in queste ultime 4 partite, qualcosa si può muovere. La soglia
e la media punti che poi ti porterà in Champions, senza pensare, non siamo troppo ottimisti per il quinto posto, ma la soglia anche per il quarto posto probabilmente sarà più bassa rispetto all'anno scorso, e quindi il Napoli ha il dovere di provarci, e il Napoli società ha il dovere di piazzare qualche colpo pronto subito se veramente hai interesse di provarci e rientrare. Se invece hai già rinunciato e hai detto vabbè, l'anno prossimo Conference League oppure neanche quella, e allora mettiamoci l'anima in pace, si abbassano ancora gli stipendi, ci ridimensioniamo ancora una volta verso il basso, però non venite a parlarmi poi di Conte, che non è che Conte ha richiesto Traoré. Non è che Conte punta su questi nomi qua un pochino tutti da verificare, Di conseguenza, amici bellini, io vi abbraccio, vi bacio, lasciatemi l'emoji del pallone, proprio del pallone da calcio sotto nei commenti se siete arrivati fin qui, perché questi recap li sto facendo anche un po' meno pesanti, apprezzate che non metto tutto il recap di tutta la partita. Cercherò però con un po' di tempo anche di studiare un pochino la Fiorentina, che è una squadra imprevedibile, è una squadra che sta creando di meno, anche complice la mancanza di Nico Gonzalez. Stanno cercando di essere un po' più attenti. Italiano cambia formazione di continuo, quindi non ti dà punti di riferimento, però sono leggibili perché ti vengono a prendere alti, e insomma, e il Napoli con una squadra che ti è venuta a prendere alta come il Torino è capitolato, quindi bisogna ragionare su quello. Che fai? Punti di nuovo su Raspadori oppure Simeone ti ha convinto? Domanda da rivolgere al mister, chissà se ci sarà conferenza. Penso di sì, per un fatto di sponsor. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, fate le cose vostre che io faccio le mie.